Un commento. Settimana scorsa avevo definito un gruppo eroico, oggi la ciliegina sulla torta, gli eroi hanno compiuto l'impresa. Devo solo ringraziare i ragazzi, sono stati strepitosi, non eravamo nelle migliori condizioni. Ringrazio la società, il Presidente, per aver messo a disposizione delle strutture esterne per cercare di recuperare gli infortunati. Abbiamo in extremis recuperato sabato in rifinitura. È stata una settimana particolare, sotto questo punto di vista è difficile. Avevamo problematiche anche a livello numerico nelle sessioni di allenamento, però alla fine sabato erano tutti i ragazzi pronti a questa partita. Si respirava un'aria importante dentro lo spogliatoio, la tensione era alta. Oggi sono felice perché, se carriera si può chiamare, nel mio piccolo percorso e umile che ho fatto in 8 anni, penso di aver toccato il punto più alto. Dicevamo con Federico Tarantino che nella prima intervista avevo chiesto e avevo promesso alla gente di Trapani nella prima conferenza stampa che li avremmo emozionati. Sono arrivato forse un po' in ritardo all'ultima partita, però la promessa è stata mantenuta. Oggi il pubblico delle grandi occasioni, un pubblico di categoria superiore, oggi i trapanesi hanno dimostrato l'attaccamento per il Trapani, onore e merito a loro, onore e merito al Catania, al quale faccio pubblicamente i complimenti per il traguardo ottenuto e l'in bocca al lupo per la scudetto, che sicuramente vivranno da protagonisti assoluti. Però noi oggi abbiamo fatto qualcosa di strepitoso. Abbiamo vinto una partita con una squadra che si è fatta la sua onesta partita, lottando anche a livello agonistico, però alla fine le motivazioni hanno fatto la differenza. Era importante anche perché il Presidente mi aveva raccomandato personalmente, visto che il mio non è solo un passaggio, ma la partita con il Catania indica l'inizio di un nuovo percorso. Era importante dargli una gioia, i ragazzi gliel'hanno data e mi auguro che questo possa valere anche in base ai progetti del Presidente Antonini come il passaggio di testimone per la prossima stagione dal Catania al Trapani. No, ma il Presidente ha manifestato positività generale dal suo primo arrivo qui e incontro con noi. Ripeto, la mia riconferma, è inutile parlarne in questo momento, ho un dovere che è quello di fare il massimo, di fare bene, non per la mia riconferma, ma per la gente di Trapani e per la società. Ripeto, oggi era importante fare bene. Il Presidente è un grosso imprenditore, gli imprenditori importanti hanno i numeri a favore e quindi io, un po' tutti, dobbiamo cercare di convincerlo attraverso i numeri. I numeri sono indiscutibili, insindacabili, se li portiamo dalla nostra fino alla fine magari può avere un pensiero positivo in più per questo, però dico, a prescindere della mia riconferma o meno, penso che questa esperienza a Trapani a me mi abbia dato tanto, soprattutto a livello umano. Mi sento più uomo adesso che di quando sono arrivato, oltre che allenatore. È stato un anno difficile, un anno complicato, con tante insidie, però sono orgoglioso di me stesso e di quello che abbiamo fatto e nelle condizioni per cui l'abbiamo fatto. Oggi è inutile nasconderlo, si è respirata un'area diversa, un'area sicuramente non di questa categoria. Ripeto, per me è il punto più alto del mio percorso, sono onorato e felice di esserci, poi non sono io a decidere se restarci ancora per tanto o per poco, però l'importante è che adesso ci godiamo questo momento, se lo godono i tifosi. Oggi quando la curva mi ha chiamato e mi ha fatto salire con loro a cantare e a saltare, per me è stato un trionfo. Trapani è fantastica, questo c'è poco da farlo, con tutte le sue sfaccettature, con tutti i momenti dove sono stato criticato anche forse in una maniera troppo pesante e poco giusta, però l'ho sempre accettato con serenità, come ho accettato con serenità l'esonero da imbattuto. Sono tornato con molta voglia di fare bene. Adesso abbiamo una società forte, una società che riesce a trasmettere qualcosa che il Presidente ieri mi ha chiamato 2 volte. Il suo sentire, il suo parlare, il suo modo di trasmettere veramente anche con una semplice parola una positività che non la posso descrivere, perché l'ho chiamato ieri addirittura presso, ma fai il mental coach tu, perché ci fai stare veramente a 1000, e quindi questo già è la cosa che conta, per il resto poi ci sarà tempo e modo.
Un po' tutto. Abbiamo fatto una settimana di studio attento sull'avversario. Ripeto, il Catania solo a guardare i numeri non ci faceva dormire la notte. Comunque è una squadra che attaccava con 5 linee trasversali, aveva uomini più su più linee del campo e col 4-3-3 non pensavamo di poter assorbire bene soprattutto le uscite sulla costruzione loro. Loro invadevano la nostra tre quarti con tanti uomini, addirittura con 6-7 giocatori. Rapisarda fa il terzino solo come posizione di partenza, poi diventa a volte secondo punta, a volte esterno d'attacco, a volte occupa lo spazio della mezzala in ampiezza e si butta lì dentro il campo. Quindi, vista anche l'elevata qualità del Catania, avevamo obbligatoriamente bisogno di raddoppio a tutto campo. Con il 3-4-2-1 riuscivamo a farlo, avevamo la giocata verticale perché per fare male al Catania dovevamo obbligatoriamente transare, cosa non abbiamo fatto il gol, abbiamo avuto qualche occasione del genere più importante. Ho messo 2 trequartisti proprio per dare subito la verticalità disponibile al braccetto o al difensore centrale, e con i 2 centrocampisti davanti alla difesa, soprattutto in fase di costruzione, riusciamo penso meglio a uscire sulla fase di non possesso loro, perché loro aggredivano alti e con ferocia. Ho messo la marcatura uomo di un trequartista su Cicciolodi, non l'abbiamo fatto giocare, questo secondo me è stata la svolta della gara. Poi loro probabilmente non si aspettavano questo sistema di gioco, ci aspettavano 4-3-3 e guarda caso, come avevamo pensato, siamo stati anche fortunati, magari nei primi 10-15 minuti dove magari erano un po' sorpresi dovevamo fare male, ci siamo riusciti. Il piano gara era questo, è andato bene, faccio complimenti allo staff perché questo è entrato dello staff, dal mister Grevino al Riccardo Calzone, il prof, il preparatore, al mister Polessi e soprattutto a Salvo Palardo, l'analista. Abbiamo preparato la partita in un modo eccesso. Martedì sera e mercoledì siamo andati 2 notti a dormire a luna per lavorare proprio su questo sistema di gioco, per cercare di controbattere un Catania che sapevamo che a tutto campo nell'1 contro 1 non avrebbe avuto storie e difficoltà, e noi con umiltà abbiamo cercato la strada giusta, almeno abbiamo provato a cercare la strada giusta da percorrere per cercare di non subire più di tanto. In effetti così è andata, non penso di aver subito tantissimo. Catania poi nelle palle aeree, nelle palle cattive sapevamo che erano forti, però io penso che oggi, a prescindere da questo, ripeto, la squadra praticamente ha fatto una partita perfetta per come è preparata, soprattutto sullo spirito del sacrificio, e poi quando c'era da offendere ci ha provato, e comunque ricordiamo che abbiamo mandato una squadra che con queste categorie c'entra poco e noi eravamo anche in condizioni molto rimaneggiate.